Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nel nostro spazio dedicato alle stelle, le stelle di Radio.0. Sentiamo cosa ci raccontano in questo martedì di maggio. Un buon ascolto! Amici dell'Ariete, iniziamo da voi. Nel rendimento scolastico il disturbo creato da Marte non va drammatizzato. Applicandovi con più energia eviterete distrazioni che potrebbero rallentarvi. Cercate di darvi regole più salutari nelle abitudini di tutti i giorni, eliminando comportamenti sbagliati. Toro, con le geometrie stellari odierne la vostra disposizione d'animo farà da calamita alle persone intorno che vi dimostreranno sincera ammirazione. Le stelle oggi vi baciano in fronte, vi trasmettono l'ardente desiderio di occuparvi di più di chi vi è caro. Gemelli, gli equilibri che avete tanto faticato a creare oggi potrebbero mostrare ancora i loro limiti per la scarsa collaborazione della dolce metà. Coltiverete scambi oppure collaborazioni che all'inizio non avevano ancora catturato il vostro interesse. Cancro, controllate l'esigenza di esercitare potere sui vostri familiari. C'è chi tra loro reclama maggiore autonomia, rispettatelo senza recriminare. Con Marte nel segno è il momento dell'agire attivo più che del rifugiarsi in un mondo romantico. Leone, a causa di Saturno contro, forse vi verrà chiesto dal partner un piccolo sacrificio. Con Venere amica in prospettiva vi attende una grande realizzazione. Con Mercurio e Venere complici in più, nuove e stimolanti amicizie vi assicureranno appoggi e buoni consigli. Vergine, Marte è sorridente e Nettuno nemico. Potreste ricevere delle proposte, ma occhio a quelle troppo favorevoli per essere realistiche. Con la voglia di fare bene, la costanza e la prontezza di spirito realizzerete i vostri progetti senza troppa fatica. Bilancia, se la situazione generale vi mette di malumore, grazie a Venere e Giove dalla vostra parte avrete vicino delle persone capaci di sostenervi. Vi impegnerete nel far quadrare i conti, facendo attenzione ai contratti, ai pagamenti e alle multe. Scorpione, con Saturno ostile urge con chiamate un chiarimento. Per salvaguardare l'armonia di coppia non andate a rivangare errori e tensioni del passato. Non è il periodo giusto per investimenti onerosi, dedicatevi con più cura agli impegni quotidiani. Sagittario, la vostra relazione del cuore procede con alti e bassi. Con Mercurio e Venere contrari puntate su un comportamento spontaneo e sul dialogo. Meglio non ingigantire piccoli imprevisti e intoppi. Portate pazienza e puntate su cambiamenti fruttuosi. Capricorno, vi avvicinerete a una persona che vi interessa in modo spontaneo e diretto oggi e scoprirete che tra voi esistono significativi punti di contatto. Vi avvarrete della consapevolezza che la realtà è fatta di conflitti e la dialettica di opposti. Acquario, con la luna quadrata a Saturno scalpiterete perché vi sentirete poco compresi e poco accettati, ma a ben guardare è solo una vostra impressione. Potete allentare un po' la presa e potete finalmente raccogliere i frutti che avete seminato in passato. Pesci, per merito della luna in Toro in sestile a Nettuno nel vostro cielo, organizzatevi per vivere incontri e situazioni che vi offrano occasioni per una crescita personale. Nessuno potrà resistervi oggi se giocherete le carte del fascino, della grazia e del vostro innato romanticismo. È tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0. In questo martedì vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0